Buongiorno e benvenuti. Io sono Pier Antonio Polloni e questa è Psicologia Pratica, una rubrica che riflette sul proprio benessere e sulla realtà quotidiana. L'argomento di oggi è: perché continuiamo a fare cose che non vogliamo? Sigla! Ciò che ognuno di noi può vedere negli altri è come le altre persone si comportano oppure come agiscono nella realtà di tutti i giorni. E oggi io desidero portarvi a vedere come le persone, secondo il mio professionale modello, sono strutturate. Cioè voglio esporvi una teoria della personalità, che è anche una teoria dello sviluppo della persona e della sua personalità, perché questa teoria descrive, ipotizza, teorizza come una persona arriva a strutturarsi in questo modo e perché a volte mette in atto schemi che sono anche disfunzionali, sono sabotanti, a volte sono dolorosi. Quest'ultima è anche una teoria della psicopatologia, dato che spiega come mai continuiamo a fare sempre qualcosa, magari sapendo già che può nuocerci. Inoltre è una teoria della comunicazione, perché ci descrive come le persone si incastrano e si relazionano tra di loro. E la cosa importante, cioè l'assunto filosofico di base da cui è necessario partire è questo. Ognuno è ok. Mia mamma è ok, mio babbo è ok, mio marito è ok, indipendentemente. Significa che ognuno di noi, per il fatto di essere un umano, di essere una persona, per il fatto che vive, ok, è al mondo, nasce con un valore intrinseco, indipendentemente da quello che fa, da quello che ha studiato, da che macchina guida, in che casa abita. Io sono ok ed anche tu sei ok, perché la nostra relazione è composta di due parti uguali. Io con le mie emozioni e i miei bisogni e te con le tue emozioni, con i tuoi bisogni. Nessuno è superiore all'altro. Possiamo avere magari valori diversi, diverse età e caratteristiche anche rispetto all'altro che collimano più o meno. Però io accetto te in quanto te stesso, anche se magari non accetto quello che tu fai, perché l'accettare l'altro è diverso da accettare ciò che l'altro fa. E nel linguaggio di tutti i giorni questo lo confondiamo continuamente. Vi faccio un esempio. Una figlia torna da scuola con un brutto voto e il genitore si arrabbia, le dice che così non va bene, che è una ragazza che non si impegna per nulla, che rispetto alle sue amiche è più scarsa e che così è una vergogna. Quel genitore pone l'attenzione su ciò che nella figlia non va, mentre il focus della situazione riguarda il non aver studiato a sufficienza, non nell'essere non ok per il brutto voto, capite? Spesso, troppo spesso, giovani, adulti, anziani si relazionano con altre persone contestando quello che gli altri sono anziché ciò che essi fanno oppure non fanno. Ci sono nonni che fungono quasi da genitori, mentre ce ne sono altri che i nipoti non li vedono mai. Dunque i primi sono nonni ok, mentre i secondi sono nonni non ok? No, di certo. I primi si sbattono, i secondi invece no. E non per questo diventano brutte persone, non vi pare? Cioè, quante volte vi è capitato di accusarvi, rimproverarvi, incolparvi e magari prendervi anche a parolacce per un errore che era totalmente evitabile? Anche in quei casi noi ce la stiamo prendendo con noi stessi anziché prendercela con quello che abbiamo fatto o non fatto. Se sbaglio, non significa che non sono più ok, significa semplicemente che ho fatto qualcosa di sbagliato. Sono due considerazioni totalmente diverse. Se compio errori sono umano ed in quanto essere umano posso essere amato anche se faccio delle cose sbagliate. Cioè quello che sto cercando di farvi capire è che ognuno è ben più di ciò che fa. Altrimenti rischiamo di usare il metro commerciale della tecnica, della tecneu, dicevano i greci, che valuta le persone solo dai risultati. Tutte le persone all'origine hanno una tendenza all'autorealizzazione, a crescere, alla crescita personale, all'esplorazione, alla felicità. Poi accadono cose, si fanno scelte, si prendono decisioni, ci si trova, senza rendersene conto, a ripetere degli schemi. Nella mia visione del funzionamento umano, le persone vivono ripetendo schemi di tanto tempo fa, che magari sono frutto di decisioni di un passato dimenticato, che allora funzionavano, ma che adesso
magari non funzionano più. Ed è per questo che le persone dicono, pensano un modo e poi agiscono in un altro. Oppure desiderano tantissimo avere una persona accanto, un cambiamento, ma finiscono per trovarsi sempre nelle medesime situazioni sentimentali o lavorative. Immaginatevi ora questa situazione. 2 genitori vivono lontano dalle loro zone di origine, non hanno accanto alcun nonno, nessun parente a cui affidarsi, lavorano entrambi. Nasce un giorno una figlia, bellissimo. Sono felicissimi, tuttavia passa qualche anno e sono sempre più stanchi. A quel punto la piccola potrebbe essersi accorta che un modo per attirare l'attenzione di mamma e papà è stare male, perché in quelle occasioni mamma è più premurosa, le sta accanto, si prende cura di lei, sta a casa dal lavoro. A quel punto la piccolina potrebbe aver deciso che quella era una strategia per sentirsi accolta, coccolata, amata. Voglio ricordare che quando siamo molto molto piccoli, avere e non avere un'attenzione da parte di un genitore fa tutta la differenza del mondo, perché sentirsi amato o non amato è vita o morte in quella fase dell'età. Noi siamo completamente dipendenti dai genitori quando siamo piccoli, sia fisicamente che psicologicamente. In psicologia si dice che noi prendiamo le decisioni esistenziali importanti, pensate un po', entro i 6 anni di età, ma poi da adulti possiamo immaginarci che alle spalle una decisione simile non ci vada più tanto bene, magari. Vi immaginate una persona che sta male per avere l'attenzione e l'amore degli altri? Altre persone che per essere viste hanno bisogno di un sintomo, mangiano oltremodo oppure recitano il copione della vittima. Ci sono situazioni di bambini che imparano molto presto che per avere il riconoscimento di un genitore devono prendere voti da 10. Non bastano voti buoni. Per essere riconosciuto serve dare il massimo, eccellere oltre tutti i limiti, non mollare mai. Altri invece potrebbero aver imparato che avere attenzione ed amore significa guadagnarselo, fare fatica, cioè non si può mai dire di no, lasciare il piacere a fronte del dovere. Quante volte magari vi è capitato di sentire il bisogno di riposo, mentre dentro una spinta vi ha portato a stremarvi, a stancarvi? Bene, anche per oggi è tutto. Spero aver sollecitato in voi un po' di riflessione, un po' di pensiero su come funzionate. Alla prossima puntata riprenderò questi temi e se avete qualche domanda scrivetemelo. Ciao!